Vice Sindaco Galonetto, questa sera è stato presentato l'Expo Motor Day a Follina che ci sarà il 12 e 13 settembre. Che cosa vi ha spinto come amministrazione comunale a supportare l'iniziativa? Beh, è sicuramente un'iniziativa che ha qualcosa di diverso per il nostro territorio, un territorio che è abituato ad avere magari i classici degli sport, dal calcio al tennis o quant'altro. Per noi oggi portare il Motor Show a Follina è stato un qualcosa che dà un qualcosa in più al territorio, che lo può valorizzare per le sue bellezze. E la Yasera Racing Team ha messo a disposizione tutto il suo staff, proponendo soprattutto un valore aggiunto alla sua attività, dare un sogno ai ragazzi diversamente abili. Questa cosa ci ha colpito perché è una fortuna sicuramente per noi avere questo tipo di associazioni che danno questa opportunità e regalano soprattutto un qualcosa in più, un sogno che riscalda sicuramente il cuore. Allora, la prima edizione è andata molto bene, quali sono le aspettative per la seconda edizione? Beh, sicuramente le aspettative sono quelle che si confermi quanto fatto nella prima edizione, di un pubblico che sia ancora di più affluenza, con un'affluenza maggiore e soprattutto che i ragazzi abbiano potuto fare del passaparola per avere ancora di più aggregazione. C'è qualcosa in più, ci sono anche più associazioni che collaborano per un bene comune, che è quello della comunità, di valorizzare il territorio e di mettersi a disposizione per regalare un sogno.